Sardex in una parola è opportunità. Innovazione territoriale. È un treno che non si può lasciare sfuggire. Estrema comodità. Sardex per me è fantastico. Valore della rete. Domanda incessante di cambiamento. Aprire nuove possibilità. Coinvolgente. Futuro, una opportunità. Circolarità. Convenienza, simpatia, assolutamente collaborazione. Innovativa. Conoscere persone nuove. Sardex è movimento. Insieme, connettività. Visione. Eticamente corretta. Comunità. Sardex è una novità. Connessione. Valore. È il futuro per le piccole e medie aziende. Networking. Relazionale. Fantastico. Fiducia. Sardex Pay Next, il roadshow nazionale partito lo scorso 2 febbraio da Padova e dedicato agli imprenditori membri della community Sardex Pay, ha fatto 2 tappe in Sardegna, ad Alghero e Cagliari, per illustrare i risultati del 2022 di Sardex agli imprenditori della community e per presentare le nuove sfide del circuito Sardex Pay dei prossimi anni. Fondata nel 2010, Sardex SpA è il primo circuito di credito commerciale in Italia e secondo player europeo nel campo delle monete complementari. A tali risultati si aggiunge anche la crescita del 21% del programma per i consumatori Sardex Pay Cashback rispetto al 2021. Oltre che una serie di nuovi lanci e collaborazioni strategiche per il futuro del circuito di credito, da Sardex Pay Travel, la prima piattaforma italiana di booking per il turismo con pagamento misto in euro e moneta complementare, fino alla collaborazione con il Politecnico di Milano. Il roadshow nazionale di Sardex, partito il 2 febbraio da Padova, approda oggi in Sardegna e più precisamente ad Alghero. Un evento per raccontare presente e futuro a tutte le community d'Italia. Ricordiamo che Sardex ad oggi rappresenta il primo circuito di credito commerciale in Italia e secondo player europeo nel campo delle monete complementari. Ma andiamo a sentire più nel dettaglio le esperienze di tutti gli imprenditori che hanno deciso di far parte di questo circuito. La nostra esperienza è iniziata circa 8 anni fa, è stata un'esperienza che ho condiviso subito perché l'idea di far parte di una community sarda di aziende che potessero scambiare prodotti e servizi in Sardegna era un'idea che mi è piaciuta da subito e quindi il condividere questo progetto l'ho fatto mio subito e dopo 8 anni sono soddisfattissimo di averne fatto parte di questo circuito. L'aspetto più importante che ha spinto l'azienda a entrare nel circuito era la comunità che si è creata e che si stava creando, quindi la possibilità di lavorare con altre aziende sarde e di poter scambiare non solo i crediti ma anche tutte le esperienze e quindi avere anche una che forse è la cosa che a noi interessa di più, una facilitazione nel comunicare quello che noi vogliamo fare e quello che le aziende vorrebbero che noi facessimo. Noi oramai da 10 anni facciamo parte di questo gruppo. La crescita è stata, diciamo, graduale, però è stata interessante soprattutto perché siamo cresciuti con la possibilità di avere a contatto con altre aziende, abbiamo lavorato notevolmente sul nostro dipendenti soprattutto perché comunque li abbiamo coinvolto da subito, quindi c'è stata una crescita graduale ma soprattutto di qualità. Il progetto mi è piaciuto anche perché si trattava di creare un circuito all'interno del quale le aziende fossero più fidelizzate e potessero stringere fra di loro dei rapporti commerciali più fiduciari, diciamo, più importanti. Da subito è nata un po' una simpatia col circuito, anche perché poi nascono dei rapporti umani che vanno oltre gli aspetti economici e commerciali e quindi già dall'inizio abbiamo iniziato col fare degli investimenti, devo dire trovandoci subito molto in discesa.
Esordisce a Panorama Sardo Marco De Guzis, che è il CEO di Sardex. È la prima volta che in Panorama Sardo, che ha un bel po' di anni, a livello di annuario economico 42, a livello di trasmissione televisiva 10, parliamo di Sardex. Vogliamo raccontare al telespettatore cos'è? Ah, bene, una bella domanda, perché Sardex la possiamo raccontare guardandola da vari punti di vista. Dal mio punto di vista Sardex è come prima cosa un modello sociale, un modello economico diverso in cui si vogliono far coincidere queste due dimensioni, del creare una community che condivide dei valori di economia collaborativa, di sostenibilità, e contemporaneamente però vuole anche fare sviluppo o trovare opportunità di crescita e di business. Quindi direi che è una community di imprenditori, di loro collaboratori, dei loro clienti, che insieme condividono questo sistema valoriale e fanno business in un contesto in cui la fiducia che li lega è l'elemento unificante. Praticamente c'è uno scambio di prestazioni economiche. Esatto, uno scambio di beni e servizi che avviene senza che si sposti nessun euro. Quindi a noi piace dire, utilizzando uno slogan che semplifica un po', ma che sostanzialmente Sardex ti consente di muovere il tuo business senza muovere un euro e trovandoti all'interno di un contesto di persone che hanno i tuoi stessi valori e la tua stessa visione del mondo. Per essere semplici, possiamo dire che è una forma di baratto. Guarda, possiamo dire che è, però dobbiamo aggiungere due paroloni, che è una forma di baratto multilaterale e multitemporale, perché se fossimo solo noi due potremmo scambiare solo le cose che ho io con le cose che hai te. Invece oggi questa community è composta da decine di migliaia di imprenditori, di clienti, e questo consente anche in momenti temporali diversi di scambiarsi beni e servizi di tutti i tipi e quindi di ricreare un microcosmo economico completo in cui, grazie a qualcosa che possiamo assimilare al baratto, ci si scambiano questi beni e questi servizi. Sardex nasce 13 anni fa da un'idea che si sviluppa in Sardegna. Dopodiché, nel volgere degli ultimi 10, diventa un marchio nazionale. Negli ultimi 2, il nostro ospite diventa protagonista. Ma che cosa le hanno raccontato della nascita di Sardex? Mi hanno fatto un racconto bellissimo. E lo vogliamo conoscere anche noi. Allora, la prima cosa che mi hanno raccontato, affascinandomi e coinvolgendomi all'interno di questo progetto, è stato: tu immaginati la prima volta che abbiamo convinto il primo imprenditore ad entrare in Sardex, il discorso che facevi prima, no? Una sorta di baratto. È come se tu prendessi il primo al quale hai venduto il telefono. Dice: guarda, è una cosa meravigliosa, puoi parlare con chiunque. Dice: oh, bellissimo, lo prendo volentieri. Dice: chi posso parlare? Nessuno, ce l'hai solo tu. Quindi mi hanno raccontato questa fase bellissima, eroica, in cui la comunità è nata qui in Sardegna, soprattutto su una componente di tipo ideale. C'era il piacere di costruire insieme questo modello diverso di economia. All'inizio è stato faticoso sicuramente, perché quando erano 10, quando erano 100, oggi è molto facile, ci sono in tutta Italia siamo circa 40.000 protagonisti all'interno di questo. Io ne voglio conoscere qualcuno, me lo dovete presentare nel corso di trasmissione. Noi abbiamo aperto con il collegamento d'Alghero della nostra Claudia Sancius, stiamo sviluppando un discorso dove il cronista che si interessa di economia vuole sapere, in un momento così difficile dopo la pandemia, come avete fatto a sviluppare un business che vi ha dato un risultato superiore all'anno precedente, quindi 21-22, di oltre il 20%. Qual è il segreto? Il segreto è nel fatto di aver costruito, poi voi ne avete sentiti alcuni, ne sentirete altri, una community di imprenditori, dei loro collaboratori che in questo modello credono veramente. Ed effettivamente, se tu pensi quanto è moderno, quanto è attuale, forse è più attuale oggi di quando è nato, forse era addirittura troppo in anticipo sui tempi. Oggi questo è un modello che consente a chi ci sta dentro effettivamente di sviluppare business senza muovere euro. Quindi le criticità che oggi ci sono sulla liquidità, tutte le piccole e medie imprese sanno quanto è difficile accedere ai finanziamenti bancari, tutto il tema dell'inclusione finanziaria. Quindi se vuoi, il fatto che ci sia una difficoltà esterna ancora di più crea opportunità per la nostra community. Dopodiché noi ci siamo sforzati nel frattempo di avere anche la capacità di cominciare a dare sempre più strumenti, perché vedi è difficile trovare l'equilibrio fra una community che è fatta di persone che quindi devono stare insieme, devono incontrarsi fisicamente, ma che poi quando diventa nazionale deve avere anche degli strumenti tecnologici di un certo tipo. Noi oggi siamo abituati a trovarci in una dimensione digitale, quindi
far stare in equilibrio questa dimensione digitale e però la dimensione relazionale che è fondamentale. Ecco, quanto è stato importante per la vostra azienda, per il vostro gruppo, per la vostra community l'essere anche specialisti della digitalizzazione? È fondamentale, lo è sempre di più. Faccio un esempio: oggi in queste tappe abbiamo cominciato a raccontare gli ulteriori sviluppi. Tutti quanti siamo abituati a prenotare le nostre vacanze su Booking o su portali di questo tipo. Oggi noi abbiamo presentato il primo portale della nostra community in cui ci sono centinaia di opportunità da un punto di vista della ricettività alberghiera, in cui i 45.000 membri della nostra community possono prenotare avendo la stessa esperienza ormai piacevole, semplice, che abbiamo tutti su Booking, e poi alla fine possono utilizzare la moneta Sardex per prenotare le loro vacanze e, se non ne hanno a sufficienza, pagare misto, un po' di Sardex e un po' di euro. Bene, abbiamo parlato della nascita, della storia, molto velocemente, però io voglio conoscere i numeri oggi di Sardex. Oggi i numeri di Sardex sono numeri, io penso, già molto importanti e significativi. Considera, lo scorso anno le persone che ne fanno parte hanno transato 127 milioni di beni e servizi senza toccare un euro. E da un altro dato che a me fa sempre molta impressione: ci sono state 650.000 transazioni, cioè circa 3.000 al giorno. Quest'anno, con questa progressione continua, puntiamo a sfondare il miliardo di valore transato. C'è una curiosità. C'è un rapporto che sta nascendo con una meta degli Stati Uniti che è anche il segnale della tecnologia del mondo, Boston. So che c'è stato un contatto tra di voi, non so se ne vuole parlare. Ah no, ti ringrazio. No, ne parlo molto volentieri perché è un motivo di orgoglio e mi fa piacere condividerla con tutte le persone che conoscono Sardex e che le vogliono bene. A Boston c'è Algorand. Algorand è una delle più importanti realtà nel mondo della blockchain. La blockchain è questa qualcosa di esoterico di cui tutti parliamo senza aver mai capito esattamente cosa. Certamente lo associamo al tema delle criptovalute. Noi non saremo mai una criptovaluta perché noi non abbiamo nessuna finalità speculativa, ma siamo la community dell'economia reale. Però è un motivo di orgoglio pensare che una realtà come Algorand ha scelto Sardex per provare a implementare la prima blockchain dell'economia reale. Questo a noi ci riempie di orgoglio. A Boston quindi dalla fluidità alla concretezza. Grazie. E parliamo con i protagonisti della community che in queste giornate del tour nazionale di Sardex sono stati anche premiati. Secci rappresenta un'azienda che è conosciutissima in Sardegna, ma nel suo caso particolare parliamo dei materassi Secci. Sì. Allora, siamo entrati in Sardex perché sono stato, fra virgolette, marcato a vista da Chiaramura. Chiaramura la conosco da un sacco di anni, la conoscevo già da un sacco di anni e quindi insomma è venuta a proporre questo progetto nuovo di cui la prima volta che è venuto non ci ho capito niente. Perfetto. La seconda è uguale,
La terza ho iniziato a entrare nel merito, però io, come faccio solitamente, ho preso un po' le distanze dalle novità in qualche modo. E lei in qualche modo forse aveva perso le speranze. Un giorno la chiamo e gli ho detto: guarda Chiara, io sono pronto a firmare il contratto con Sardex. Ma che cosa è successo? Hai dormito male la notte? No, l'ho metabolizzato in qualche modo, ho visto la potenzialità per iniziare questo nuovo tipo di rapporto e gli ho detto, mi è uscito spontaneo a dire bingo. No, scusate, a lei è uscito spontaneo a dire bingo, nel senso finalmente era riuscito a convincermi ad entrare, esatto. Oggi dico io che fa bingo chi entra nel circuito. È soddisfatto? Certo, perché è effettivamente una modalità nuova e integrante di far business in maniera pulita, perché prima non si è detto, ma ogni transazione è a costo zero. Booking si paga, paghi qualcuno per fare un viaggio. Con Sardex non paghi solo in Sardex fine a se stesso. Ci siamo? Quindi ha una valenza ancora superiore perché è una transazione pulita e oggi la pulizia nelle transazioni non è una banalità. E adesso siamo all'esperienza Sardex di Veronica Stagno di Gioiellerie Claudia. Sì, io sono la figlia di Claudia e ho portato la novità di Sardex nel 2015 quando ne chiacchieravo con una mia amica figlia di imprenditori e io ho sempre vissuto la realtà del commercio da quando sono nata, voglio e amo l'innovazione. Quindi sgomitando da una parte e dall'altra, perché la nostra è un'azienda familiare e io sono l'unica femmina oltre mia madre, poi ho 2 fratelli e mio padre, sono riuscita a convincerli a entrare in questo circuito che prima era una cosa assolutamente obsoleta. Non ne voleva sentire parlare? Assolutamente, entriamo perché sono anche la principessa di casa, volevo una cosa e l'ho avuta. E negli anni effettivamente questa volta la scelta è stata super azzeccata. Io sono entrata in azienda attivamente appena finito i miei corsi di studi e Sardex per noi è stata una vera e propria rivelazione. Noi grazie a Sardex adesso io e mio fratello insieme ai miei genitori e mio marito possiamo dire che stiamo aprendo il nostro settimo punto vendita e lo facciamo metà in Sardex e metà in euro ed è una cosa che per chi conosce il settore della gioielleria e chi comunque deve adottare delle sicurezze maggiori nel proprio settore dice cavolo è una cosa veramente bella. Sardex poi a me ha dato l'opportunità di crescere professionalmente, visto che con Sardex ho fatto l'esperienza della prima fiera e quindi è stata un'esperienza, Sardex è tutta esperienza, non è un qualcosa di tangibile, perché neanche il Sardex puoi toccare, e sono tutte cose, sono tutte emozioni che vivi, qualsiasi cosa. Tolgo una curiosità e abbiamo concluso, ma si crea un rapporto di amicizia nella community? Sì. Con gli altri colleghi? Assolutamente sì, ma le dirò di più, io creando un rapporto di amicizia con un'altra azienda ho conosciuto mio marito, quindi wow. direi proprio può di essere sì. una cosa positiva come negativa. Per mio marito però naturalmente. Grazie. Grazie a voi. E adesso facciamo un tuffo a Macomer con Gavino Guiso, parliamo di formaggi e Macomer è straordinariamente presente in questo settore anche perché è la casa del Consorzio del Pecorino Romano, grande esportatore della Sardegna. Ma Guiso è protagonista con questa esperienza Sardex, perché? Perché Guiso ha raccolto sempre la raccomandazione del nonno che gli ha sempre detto i treni si prendono tutti. Io, spinto dal mio spirito
fortemente innovativo e curioso, ho preso anche questo ed è stato buono, devo dire buonissimo, perché ha accompagnato tutta la mia vita imprenditoriale degli ultimi, mi sembra, 13 anni. Quindi da quando è nata Sardex, lei esattamente, è protagonista della community. all'inizio era talmente innovativa l'esperienza Sardex che all'inizio manco io ero cosciente e consapevole di quello che stavo andando a fare, perché in realtà la grande esperienza di Sardex è un'esperienza che si rivela nella sua dinamica e nella sua quotidianità. Quindi quello che oggi è Sardex non è solo la prima brillante idea degli imprenditori, ma in realtà è ciò che gli associati hanno creato con diciamo, le spinte in determinate direzioni. Quindi l'idea è eccezionale, io l'ho sposata all'inizio anche perché aveva qualcosa di fortemente identitario, la possibilità per una regione come la Sardegna fortemente penalizzata da un punto di vista bancario di poter avere una grande leva finanziaria che poi si è rivelata anche una leva dal punto di vista del marketing, nella vendita dei prodotti. Tutti i miei prodotti, tutte le aziende che io ho coinvolto vendono i propri prodotti in Sardex, è una leva relazionale, lo stesso potente, e quello è il seme, perché poi in realtà le aziende crescono automaticamente quando si relazionano e Sardex mette in relazione aziende che altrimenti non sarebbero entrate in contatto. Ed eccoci a Gornos Fanatica, un'azienda che è nata nel 1918 e con diverse generazioni ci porta Riccardo che da Gornos Fanatica è arrivato a Cagliari con 11 punti vendita nel percorso verso il capoluogo. Mi racconti non la vostra storia, ma oggi è il giorno di Sardex, l'incontro con la community. Allora, noi siamo stati tra i primi a iscriverci al circuito e la cosa simpatica è che quando vennero... Il protagonista è lei? Mio padre, cioè io ero ancora all'università, stiamo parlando proprio primi anni, forse 2010, 2009, adesso non ricordo esattamente. Nascita è 2010. Perfetto, quindi 2010. E quindi ci vennero a raccontare, io mi ricordo che ero in Sardegna proprio in quei giorni, quindi ci vennero a raccontare di Sardegna. Sì, ho stato fuori. E insomma, volete far parte di questo circuito? Bene, dai, vogliamo farne parte, ma quanti siamo? Per adesso ci siete voi e un'altra azienda. Quindi siamo partiti da un circuito che era composto da praticamente 1, 2, 3, 4 aziende e oggi insomma è un circuito che abbiamo visto crescere, siamo orgogliosi di aver contribuito alla sua crescita nella nostra piccola parte e sicuramente è un circuito che ci ha permesso di crescere tanto e anche prima parlavo insomma dei vari nostri punti vendita. Abbiamo avuto l'opportunità anche grazie a Sardex di fare delle ristrutturazioni, delle aperture, delle nuove acquisizioni, di promuoverci. Per noi è una grande opportunità, poi quando ci sono relazioni ce lo insegna un po' il nostro lievito madre che ha creato mia bisnonna ed è un po' il cuore e il lievito madre va rinnovato tutti i giorni e quindi noi per portarlo avanti lo dobbiamo rinnovare, per rinnovarci anche noi stessi. Mi tolgo una curiosità Riccardo, ma le è capitato di acquisire personalmente, chiacchierando, un amico dentro Sardex? Mi è capitato sia di portare degli amici e delle attività in Sardex, da squadre di calcio, piccole realtà, fornitori, sia di trovare nel circuito degli amici. Ed è una comunità, poi una cosa bella è che sa, quando si incontra una persona che non si conosce, ci sono sempre quei come dire, 30 secondi, 1 minuto, 2 di imbarazzo, non si sa di che cosa parlare, si parla del tempo, si dicono cose banali. Invece quando si incontra una persona che sai che è nel circuito, subito si scioglie il ghiaccio e quindi inizia, ma tu da quanto ci sei, ma come li spendi, ma hai questo fornitore, allora presentamelo, quindi immediatamente si riescono a creare delle relazioni, che è una cosa che aiuta a crescere.
il momento di Matteo Ghiani, e questa volta è un amico perché il cronista vi deve dire che nell'azienda Ghiani ci vive, ci lavora da 20 anni con grande soddisfazione. Però questo passo è tutto di Matteo, perché il papà Marco probabilmente non era a conoscenza di questo progetto. Come è andata? Ma papà ha la sua impronta in azienda, papà si occupa dell'azienda al 100%, quindi abbiamo deciso di comune accordo anche di occuparci di filoni un po' diversi, in maniera tale da garantire, insomma, la presenza e la partecipazione anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista di nuovi progetti che ci vengono proposti a nome della famiglia, a nome dell'azienda, e quindi ci dividiamo alle strade e siamo molto contenti. Quindi così. La tua strada è marketing, comunicazione, settore pubblicitario. Com'è stato l'incontro con Sardex? L'incontro con Sardex è avvenuto quando ancora io non ero presente al 100% in azienda, stavo finendo gli studi universitari, ed è stato un incontro molto curioso perché Sardex era appena nato, un amico mi ha presentato uno dei broker, uno dei loro commerciali, e io ho avuto subito l'intuizione di presentarla a mio padre non ci ha pensato troppo, ha detto, ha accolto con grande entusiasmo questa proposta. E infatti noi siamo stati tra i primi 100 iscritti. Insieme. Sì, praticamente sì, abbiamo dato fiducia al circuito fin da subito. Devo dire che all'inizio è stato difficile cambiare il modo di pensare, il modo di intraprendere dei nuovi rapporti con i fornitori, perché è naturale per noi oggi, quando dobbiamo fare un acquisto, la prima cosa che pensiamo è vediamo se troviamo all'interno del circuito Sardex qualche realtà che può accompagnarci. E all'inizio questo meccanismo mentale non era automatico, quindi ci dovevamo sforzare un po' di più. Poi pian piano è diventato sempre più familiare, ci siamo ritrovati ad avere a che fare col circuito in maniera sempre più strutturata, siamo diventati parte integrante anche della famiglia Sardex, nel senso che, come ho detto prima, il nostro rapporto va molto al di là della semplice collaborazione che si può sviluppare tra un fornitore e un cliente. Collaboriamo su tanti progetti anche dal punto di vista sociale. Per noi Sardex è entusiasmo, per noi Sardex è linfa vitale, è quel qualcosa che ti consente comunque di rimanere ancora nel territorio, di poter creare delle sinergie che invece fuori da circuiti commerciali è più difficile.